Allora a me è piaciuto un passaggio che hai detto te, Pratavira, riguardante i giovani veneti che dovrebbero essere incazzati di fronte all'IMU, a quello che sta succedendo qua in Italia, un governo diciamo di tecnici. Ora, i cittadini questo non lo capiscono perché è naturale quando i primi attori, che sono loro, che siamo noi, non riescono a capire cosa sta succedendo, figuratevi i cittadini. Il risultato è questo. Il risultato è che anziché essere in piazza a capire perché succedono le cose e poi anche iniziare a discutere sul cosa fare per cambiarle, i cittadini se ne stanno a casa, magari stasera c'è già un Darwin o qualcosa di stupido da guardare per non pensare, perché non è che lo fanno perché sono capre. I cittadini secondo me non reagiscono perché semplicemente sono talmente frustrati da tutto quello che succede che tanto va male, che ho paura di perdere il lavoro. Difatti la percentuale è per quello che vi ho detto, 6 cittadini su 10 in Veneto non si erano mai registrati. La mia domanda però è questa, visto che qua c'è anche il gonfalone di Venezia, tra l'altro, il 22 maggio di quest'anno sono state portate al presidente Luca Zaia 20.000 firme per richiedere l'indizione di un referendum per l'indipendenza del Veneto. Adesso qualcuno può dire è un'iniziativa fatta da movimenti indipendentisti che non si sa quando sono nati eccetera eccetera, però se vogliamo veramente rendere partecipi i cittadini, i veneti, dite voi, bisogna riuscire a smuoverli, perché il Veneto, quindi la regione che è governata da Lega e PDL, non indice questo referendum e capiamo finalmente e diamo la possibilità ai veneti di essere indipendenti, perché io vedo che in tutti questi anni in cui c'è stata la Lega e il PDL al governo, io so che la Lega aveva come suo obiettivo diciamo, la secessione, va bene, ha assunto vari nomi, no? Però da allora fino adesso i risultati non ce ne sono stati. Se allora c'è la possibilità legale di fare un referendum e di vedere se in effetti il Veneto vuole staccarsi dall'Italia e di finire di essere succubo di Roma, io non riesco a capire, come lo spiegate voi, come mai questa strada non è stata percorsa, o se secondo voi questa strada è sbagliata e bisogna farne un'altra. Posso? No, scusa, posso fare una battuta solo, scusa? Posso? No. Una battuta no. Non avevo detto che non parlavi più. No, ne capirà sinistra. Allora, qua il Veneto non è un problema che il Veneto si stacchi dall'Italia, se i territori che lo staccasse il Veneto. E che avevo parlato un giorno, certo. Questo è esempio istituzionale. Sì, però dopo Roma bloccano tutto. No, lo so, dico, sì, dico. Questa è la volontà dei cittadini. Quindi Può essere il padre che vuole andare in Emilia, mi vuole andare in Friuli, manca l'Aquila. Quella prima della Napoleone, 1200. Quello del beato Bertrando, non so l'origine del patriarca del San Zenino, adesso passa l'origine è chiara, non posso. Quindi il Veneto ormai oggi com'è? No, diciamo che ogni via è percorribile. Il fatto che a me lascia un po' più perplesso, io sono un venetista autonomista, proprio sono entrato anche io mi reputo di quella franca, però è da 20 anni che la Lega spinge su quel tasto, da 20 anni. Se i cittadini avessero voluto premiare questo tipo di approccio avrebbero dovuto votare qualche anno fa forse il partito che diceva di fare queste cose non col 20, 30, 40%, col 50%, allora forse si inizia a pesare in maniera diversa. Fatta questa considerazione, io non sono di quelli che preclude questo tipo di strategie, di certo non mi nascondi dietro al fatto che comunque siedo nel direttivo nazionale, come segretario provinciale, e nel direttivo nazionale si dovrà affrontare adesso, dopo il caos che è venuto fuori, anche questo tipo di strategie. Però parto da quel presupposto. Mi risulta comunque difficile oggi, con regole del gioco che ci sono oggi, non 20 anni fa, perché io conosco bene, conosco un po', io mi sono laureato in politica internazionale, so a quali regole del diritto internazionale si fanno quei movimenti, sono regole anche condivisibili, peccato che poi qualcuno ti deve anche riconoscere. Altrimenti noi domani mattina ci proclamiamo autonomi. La Lega lo ha già fatto in via Bellerio, e Maroni, attuale ministro dell'interno, è stato giudicato, ha tradito la patria così, per lo Stato italiano, sembra che sia l'articolo 50 della Costituzione italiana.
già fatte quelle strade là, quelle lotte là, sono già state fatte. Quello che dico io è, in Veneto oggi è possibile avere una previsione di questo tipo? Discutiamone se va fatto. Di sicuro la mia impostazione è che con i movimenti più autonomisti dobbiamo per forza ragionare, per me, ma è la mia posizione che la sto esprimendo di fronte a una serie di persone. Non è la posizione ufficiale del partito però. Credo anche che nelle regole che ci sono oggi all'interno dell'Unione Europea sia comunque inutile. Sai perché? Perché se noi non facciamo un'Europa basata sui popoli e sulle regioni e soprattutto non creiamo delle macro regioni che per noi è la Mitteleuropa, perché è storicamente il nostro bacino naturale, se noi non facciamo quello e lo inseriamo in un Parlamento europeo in cui i parlamentari europei rappresentano il territorio, ma non come funziona adesso. Tu sai che adesso in Europa i parlamentari non propongono leggi, cioè non è un Parlamento vero, perché il Parlamento dove uno propone le leggi, le discute, le approva, le boccia. Qui la Commissione europea e i vari commissari danno la legge al Parlamento ha solo il potere di discuterla. E quindi capisci che non è, con queste regole comunque non si va da nessuna parte, dove sei all'interno di un sistema economico bloccato, perché di fatto con l'euro lo hanno bloccato, comandano forse 2 stati, in realtà è uno in questo momento, è la Germania, fino a ieri erano 2, fino a poco prima erano 3, adesso perché c'era anche la Gran Bretagna che si sta togliendo, magari tra 10 anni a comandare sarà l'Italia, perché si sa che a vita non si sa cosa che può succedere, però con le regole del gioco che ci sono oggi io credo che solo quella visione sia un po' troppo miope, però è chiaro che non bisogna nasconderla e il mordente che avrebbe è capire esattamente qual è il polso del Veneto. Però io, conoscendo per quel poco di militanza che ho fatto 10 anni, i veneti del Veneto orientale sono polentoni, noi siamo polentoni, siamo bravissimi a parlare, a abbracciarci eccetera, però più ci bastonano più noi cadiamo la testa e continuiamo a fare il Veneto lavora e tasi. Cioè tu dici io purtroppo che un referendum non andrebbe a buon fine? No, dico che la campagna che si scatenerebbe, la paura inconscia che il nostro popolo ha di rivendicare la sua autonomia, perché il nostro è un popolo autonomista, lo è da sempre, basta solo che pensi a come si mantiene il nostro dialetto, che è una lingua riconosciuta dalla legge regionale, che lo stesso giorno a Roma, perché è giusto ricordare questa roba, che sono aneddoti belli. Il Consiglio regionale approva la legge che il dialetto veneto con i suoi 186 idiomi è una lingua. Stesso giorno il Parlamento ha approvato a Roma, era nel 2008 mi sembra, una legge che dice che l'italiano è l'unica lingua di questo Stato, quindi capisci che sono cose un po' diverse. Però insomma sarà parte di una fase di dibattito.